La Coppa di Mezz'estate quest'anno veste anche i colori del basket e quindi palla spicchi. Mauro Riccio ci presenta questa new entry in questo torneo che ormai è davvero importante a livello non solo cittadino ma regionale e se ne parla davvero a tante parti. Mauro. Siamo impegnati molto per creare questo evento sportivo insieme ai ragazzi di Coppa di Mezz'estate. Noi siamo Overtime 3x3 e faremo un evento di 2 settimane, quindi partiremo una settimana dopo rispetto a loro, coinvolgeremo i bambini nei primi 2 giorni, gli over 40, quindi questa è un po' la novità, sul giorno del 3 luglio, poi dopo l'over 40 faremo il torneo femminile e saremo insomma impegnati su questo lato. Poi la settimana dopo riprendiamo da lunedì e facciamo il torneo under 15 e dopo si entra nel vivo col torneo senior. Il numero delle squadre partecipanti, almeno questo puoi svelarlo Mauro? Abbiamo deciso di dare 24 posti per le categorie senior e under, 12 per le categorie femminile, mentre ai bambini vediamo il numero che si riesce a raggiungere, abbiamo un po' di premi in palio, i primi 30 iscritti ad esempio avranno un biglietto d'ingresso al cinema gratis, più altri gadget insomma sulla quota di iscrizione. È un impegno oneroso sicuramente, però gli sponsor hanno risposto? Assolutamente sì, per fortuna siamo molto contenti da quel punto di vista, tutti hanno sposato da subito e con grande entusiasmo il nostro progetto e quindi siamo molto fiduciosi e contenti. Calcio e basket, Coppa di Mezz'estate, ci sarà a divertirsi. Sì, poi il basket in questo momento nella nostra città è molto importante e seguito e quindi insomma incrociamo le dita. Diciamo che il tuo cuginetto Marco Spissu docet. Sì, quello lì lo lasciamo dov'è.